Gentili colleghe e gentili colleghi, ci troviamo ad affrontare l'ultimo assestamento di questa legislatura e mai come quest'anno c'è veramente poco da dire, alla stregua di quanto è accaduto anche alla Giunta durante l'esposizione. L'esame delle commissioni di merito e in prima commissione integrata si è svolta a tempo di record. È ormai evidente, e molti prima di me l'hanno già segnalato, come le nuove regole per la gestione del bilancio regionale, che impongono la disciplina del pareggio di bilancio, cambiano di significato la manovra di assestamento, che non può fare altro che rimpinguare i capitoli di politiche stabilite a inizio anno con legge di stabilità o al massimo aggiustare lievemente il tiro nel caso di nuovi eventi o dimenticanze. Non solo, ma come già preannunciato dalla stessa Giunta, ci troveremo in autunno a esaminare un altro piccolo assestamento, come è successo l'anno scorso. Questo non è necessariamente negativo, rimane un dato di fatto, però, che sottolinea come la politica deve ricominciare a guardare un po' più in alto dei suoi piedi e le procedure di esame delle misure finanziarie, legge di stabilità in primis, devono essere riviste, ponendo al centro della discussione e dell'analisi il documento di economia e finanza regionale. Ed infatti, prima di entrare nel merito dell'articolato, ci preme ricordare che oltre all'assestamento, in questa sessione di Consiglio, era previsto ed è previsto anche l'esame del rendiconto, che è stato fatto molto velocemente, e del documento di economia e finanza regionale, DEF, l'aggiornamento, che verrà solo accennato a conclusione di queste procedure e in Commissione non sono stati minimamente trattati. Anche questa modalità di affrontare la sessione dell'assestamento dovrebbe essere ripensata perché è sulla programmazione e la sua realizzazione che un ente territoriale come la Regione dovrebbe misurare le azioni della politica. Le somme di cui disponiamo in questo assestamento sono circa 210 milioni che numerose volte è stato descritto come sono ripartiti e tralascerò questa parte. Entrando nel dettaglio, invece, del disegno di legge, riteniamo di segnalare i seguenti aspetti. Già per gli articoli 2 e 3 relativi alle attività produttive e alle risorse agricole e forestali si notano le conseguenze dei molteplici disegni di legge che hanno impegnato il Consiglio nel corso dell'ultimo anno e mezzo, tanto che in origine all'articolo 3 non c'era nemmeno una piccola norma, ma solamente variazioni tabellari. Per quanto riguarda le attività produttive, vengono destinate 6 milioni ai consorzi industriali per i contratti di insediamento di nuove imprese, sorvolando completamente sul fatto che la volontà riformista di questa Giunta ha totalmente fallito nell'ormai remoto tentativo di aggregazione. In tale contesto va evidenziata la decisione presa un anno fa dall'assessorato alle infrastrutture di voler destinare una parte consistente dei 24 milioni di euro risparmiati dalla rimodulazione della strada Palmanova-Marzano e grazie a questo disegno di legge saranno 18 i milioni che secondo gli annunci dovevano essere restituiti alle imprese del territorio. Invece, da come è stato predisposto l'articolato, si evince che 14,4 milioni saranno destinati ai comuni di Manzano e di San Giovanni al Natisone per opere infrastrutturali del servizio idrico integrato, anche finalizzate agli insediamenti produttivi. In realtà, alle imprese del territorio che da anni lamentano la carenza e l'assenza della banda larga, che sono ancora in attesa che tutto si possa risolvere entro l'anno, rimarranno solo 3,6 milioni di euro da dividersi fra 11 comuni e, tra l'altro, destinati per allacciamenti, manutenzione, ristrutturazione o demolizione con bonifica di capannoni. Certo, sono interventi importanti, ma che non sempre saranno legati a un effettivo sviluppo del settore produttivo, come invece hanno chiesto le stesse associazioni di categoria.
Affermare che per questi territori sono già stati stanziati fondi comunitari importanti non è accettabile, in quanto le risorse destinate a queste aree colpite da crisi diffusa sono pari a 2,1 milioni di euro, e però riguardano un territorio ancora più vasto, che comprende ben 15 comuni, fra cui quelli già citati, ma anche Bagnare Arsa, Cormons, San Giorgio di Nogaro e Tor Viscosa. Altri 6 milioni di euro vengono stanziati per lo sviluppo del turismo, quasi esclusivamente destinati all'acquisto di macchinario e infrastrutture turistiche, mentre poco o nulla si fa per la promozione, dove Promoturismo FVG lascia ancora molto a desiderare. Passando all'articolo 4, tutela dell'ambiente ed energia, si nota come sempre, a parte lo scorso anno, che rimane fanalino di coda per risorse impiegate quando gli effetti del cambiamento climatico sono ormai sotto gli occhi di tutti ed è evidente che la necessità di opere infrastrutturali di sistemazione idrogeologica nel nostro territorio sono di primaria importanza e urgenza, mentre si continua a preferire il cemento come primario motore dell'economia. Fra i piccoli interventi invece realmente a favore dell'ambiente, rileviamo che finalmente trova applicazione la legge istitutiva delle APEA, nella speranza che la sperimentazione possa dare via a nuove e più ecologiche buone pratiche degli insediamenti industriali. Notiamo anche che le risorse destinate agli sconti carburante sono in diminuzione rispetto all'anno scorso, segno che è proprio giunto il momento di rimettere in discussione questa misura e di pensare come è meglio destinare le importanti cifre che annualmente vengono stanziate. L'articolo 5, assetto del territorio ed edilizia, assieme all'articolo 6, trasporti e diritto alla mobilità, la fanno da padroni per quanto riguarda le risorse totali destinate, ben 95 milioni, che però non bastano ad eguagliare gli stanziamenti totali del 2016, che erano superiori di circa 100 milioni. È proprio su questi articoli, e in particolare sul 5, che si comprende come le nuove norme di contabilità rendono la manovra di assestamento in pratica un mero atto d'ufficio, che si limita a rimpinguare capitoli attivati con legge di settore. Ci preme però sottolineare che la situazione di difficoltà in cui versano molti cittadini della nostra regione inesorabilmente perdura ed è deprimente vedere come la messa a disposizione di alloggi in edilizia sovvenzionata proceda molto a rilento e le opere di ristrutturazione stentino a tenere il passo. Emblematica è la situazione del rione di Ronchi denominato Case Pater, lasciato in completo stato di abbandono e di degrado. Anche all'articolo 7 niente di rilevante, tutte conferme, aggiustamenti legislativi, proroghe di termini, correzioni che garantiscono il mantenimento dei finanziamenti storici. Da segnalare l'intervento legislativo ad hoc per evitare alla Chiesa Coccel di Fagagna di dover aspettare 3 anni per avere accesso ai fondi per gli ecomusei. Prima si stabilisce un iter di riconoscimento e in seguito si fanno le deroghe speciali, con il risultato che diventa difficile dimostrare di non aver creato disparità di trattamento o addirittura favoritismi. Nell'ambito sportivo continuano gli investimenti nell'impiantistica, ma mancano, come sempre, quelli per agevolare e incentivare la pratica sportiva in sé, fondamentali dato il periodo di crisi per moltissime famiglie. L'avevamo chiesto ormai quasi 2 anni fa con un ordine del giorno, che è stato approvato dalla Giunta, l'impegno a rendere completamente gratuiti i certificati medici per l'attività non agonistica, ma ad oggi ancora non è stato preso in considerazione. L'articolo 8 non smentisce l'andamento del provvedimento e anche qui nessun guizzo di orgoglio nella Giunta da segnalare, nessun aumento di fondi per un settore che ormai palesemente non rientra fra le priorità di questo governo. Visto che a parole ci si sta spendendo per una possibile acquisizione di competenze sull'istruzione, perché non dimostrare con i fatti che la Regione Friuli Venezia Giulia intende investire al massimo nel ruolo della sua scuola? Limitarsi a mantenere, quando va bene,
Gli investimenti storici sull'ampliamento dell'offerta formativa scolastica, sui progetti speciali, sull'educazione motoria, sul diritto allo studio non dimostra l'intenzione di voler ridare dignità al ruolo dell'istruzione nello sviluppo dei nostri cittadini e della nostra società. E questo indipendentemente dall'acquisizione di competenze o meno. Potremmo fare molto di più, ma anche questa volta abbiamo scelto come Regione diversamente. Stesso discorso vale per i fondi all'università e alla ricerca scientifica. La Giunta sarà anche convinta di investire notevolmente rispetto ad altre realtà, ma nei fatti rimaniamo molto lontani dalle medie europee e internazionali di settore. E non si recupera il gap di investimenti con l'acquisizione di Trieste a Città della Scienza 2020 o con il finanziamento della Conferenza internazionale sulle tecnologie marittime NAV 2018. Ricordiamo i pessimi risultati in termini di dipartimenti universitari d'eccellenza nella recente classifica del MIUR, che dà accesso a fondi statali premiali per i prossimi 5 anni. Udine ha un solo dipartimento e Trieste 4, che si caratterizzano per qualità della ricerca e progettualità scientifica, organizzativa e didattica, mentre Verona ne ha 9, Trento ne ha 10, giusto per fare un paragone con realtà simili. Vogliamo o no dare propulsione a questo motore trainante dell'economia? O continuiamo la politica del minimo sindacale nell'illusione di attrarre maggiormente investimenti privati, dimenticando però che proprio nei paesi dove le aziende investono maggiormente in ricerca e sviluppo è lo Stato ad essere il maggior sostenitore della ricerca di base, cedendo il passo ai privati solo nella fase di ricerca applicata. Passando all'articolo 9, salute e politiche sociali, evidenziamo che gli stanziamenti più importanti riguardano la redistribuzione degli utili dei bilanci di esercizio 2016 degli enti, destinati a copertura delle perdite rispettivamente della AS 3, quasi 9 milioni, e della ASUITS Trieste per 800.000 euro. L'incremento del finanziamento agli enti del Servizio Sanitario Regionale relativo all'anno 2016 per la parte corrente e investimenti e per software di 4,3 milioni. Purtroppo in Commissione non ci sono stati forniti i dati relativi alle spese sostenute per i nuovi farmaci, i nuovi LEA e l'applicazione del decreto Lorenzin, cifre che ci avrebbero consentito di avere un quadro più chiaro della distribuzione e della sostenibilità del finanziamento del sistema sanitario regionale. Sono presenti ancora, anche se in misura residuale, contributi puntuali, straordinari e aggiustamenti normativi con l'immancabile intervento che ci mancava sulla legge 26/2014 per una proroga del termine ultimo per il passaggio alle UTI di tutte le funzioni relative al sociale. Desta perplessità, infine, l'abrogazione dell'articolo che vincola una parte del trattamento integrativo dei direttori generali delle aziende sanitarie al raggiungimento degli obiettivi riguardanti il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Non vorremmo che a fronte di un lieve miglioramento del monitoraggio dei tempi di attesa, da poco rivisto, si voglia svincolare i direttori generali da un obiettivo molto sentito dalla popolazione, che ben descrive l'accessibilità alle prestazioni del sistema sanitario regionale e la necessità da parte dei cittadini di ricorrere alla sanità privata. All'articolo 10, il sistema delle autonomie locali, ci troviamo numerose norme di specificazione e chiarimento rispetto al complesso delle norme di riforma di settore, in particolare riferite al processo di soppressione delle province, al riparto dei fondi e alle conseguenze di eventuali non adempimenti. In particolare segnaliamo gli interventi sulle procedure di trasferimento dei beni immobili e mobili alle province e agli enti destinatari, che si prefiggono una certa comprensibile semplificazione, ma che rimangono non definite nel tempo, con il rischio di rimanere incomplete.
Apprezzabile all'articolo 11, Servizi istituzionali generali di gestione, l'erogazione di un acconto sugli incrementi contrattuali dovuti per il triennio 2016-2018 al personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Ma rimane molto meno apprezzabile invece uno stanziamento di 5 milioni per un aumento di capitale di Aeroporto FVG SPA totalmente passato sotto silenzio durante l'illustrazione in commissione e chiaro indice della scarsa considerazione che la Giunta ha del Consiglio regionale. L'articolo 12 dove assegna risorse per lo sviluppo dell'area vasta e quindi a favore delle unioni territoriali intercomunali, ci trova fortemente contrari, perché si riassume qui l'assurdità di una riforma degli enti locali imposta dall'alto e portata avanti nelle aule di tribunali. Se c'è qualcosa da salvare nei principi e negli strumenti introdotti con questa riforma, sono proprio i piani di sviluppo di area vasta, che potrebbero finalmente indicare una strada coordinata e coerente per le diverse aree omogenee di questa regione, sforzi però resi totalmente vani dai risultati dell'accanimento alla ragion pura dimostrata dalla Giunta nel dispiegare le linee guida presentate a inizio legislatura, che ha prodotto un territorio colabrodo e ha sancito la definitiva emarginazione dei comuni più piccoli, e cioè della maggioranza dei comuni di questa regione. Infatti, l'impostazione data alle UTI ha fatto sì che si sia ottenuto l'effetto contrario a quanto desiderato. Invece di essere d'aiuto ai comuni più piccoli e fragili, ha fatto in modo che questi siano ancora più discriminati e emarginati, costretti a rincorrere le realtà più grandi che necessariamente rendono più complessa la gestione. I piani di sviluppo quindi avranno scarsa efficacia a seconda delle voragini che sono comprese nei territori. Sono piani monchi a cui viene destinato il 50% dei fondi che di norma venivano destinati agli investimenti di tutti i comuni. In conclusione, come ogni anno, presenteremo emendamenti che a nostro giudizio provano a riallineare alcune evidenti storture nelle abitudini gestionali o che introducono modalità alternative più vicine ai cittadini. Grazie.